200 farfalla femminili, sono 3 le serie previste. Per la terza serie in terza corsia Mara Menegaldo, in quarta Anna Chiara Zanet, in quinta Alice Volpato e in sesta Alice Dabalà. Tanto noi siamo in vasca con la prima serie, 200 farfalla maschili, Robert Dall'Ora in 1, Roberto Donald Gomez in 2, Alessio Gerardini in 3, Giovanni Barison in 4, Tiago Carvaio in 5, Nicola Bragagna in 6, Gianmarco Sansone in 7 e Cristian Fantinato in ottava corsia. Miglior passaggio ai 50 di Alessio Gerardin che nuota in terza corsia. Ancora Gerardin al comando a metà gara, 1:01 e 66. Alessio Gerardin che ai campionati italiani giovanili di quest'anno è stato medaglia d'oro proprio in questa gara dei 200 farfalla. Lui che è un ottimo interprete anche delle gare dello stile libero, ma la medaglia d'oro in questa gara dei 200 farfalla. In quarta corsia troviamo Giovanni Barison per il Mirano Nuoto, campione italiano giovanile dei 400 misti e vincitore di 2 medaglie al 4 Nazioni di quest'anno. Passaggio ai 150, ancora davanti Girardin, 33,89, Carvaio in seconda posizione, 33,60, Barison in terza, 34,18 e dunque Girardini in 3, Carvaio in 5 e Barison in 4 a contendersi le medaglie di questi 200 farfalla maschili. Vediamo l'epilogo con Gerardini in 3, Carvaio in 5, ultime bracciate per Alessio Gerardin che si impone in 2:08 e 83, seconda posizione per Carvaio 29.39 e per la terza piazza la spunta Giovanni Barison.